Noi fra pochi giorni, un anno che non lavoriamo, precisamente il 23 febbraio, non abbiamo avuto ristori, non ci sono gite scolastiche, non ci sono gruppi che partono, non c'è nulla. Covid, la terra dei dimenticati. Turismo, teatri, trasporti. Anche Vicenza, come le altre città italiane, soffre i suoi vuoti. Piazze, strade, locali, musei. Categorie messe sulla lista nera da un governo che fino ad oggi ha finanziato la lotta all'epidemia con pochi indennizi e con tante, troppe serrande abbassate. Anche l'istruzione ha chiuso le sue porte, ma mentre dagli asili alle medie la scuola è riuscita ad andare avanti perché gli istituti sono diffusi anche nei centri più piccoli, le scuole superiori hanno dovuto convertirsi alla didattica a distanza per risolvere il problema delle distanze, degli assembramenti alle fermate dei bus e a volte delle mancanze di pullman che hanno dovuto raddoppiare le corse per sopperire ai limiti di capienza. La soluzione? Sarebbe bastato mettere subito insieme due problemi, il turismo in clausura e i trasporti scolastici insufficienti, per risolvere convertendo i pullman turistici in pullman scolastici. Ed è quello che oggi SVT a Vicenza sta facendo con un bando da 1.900.000 euro, vinto da 35 aziende che in 48 ore hanno messo a disposizione una flotta di 120 pullman che permetteranno agli studenti delle superiori di rientrare a scuola dal 1 febbraio in tutta sicurezza. Sono circa 120 pullman che sono a supporto dell'SVT per 85 corse bis, cioè noi ci aggreghiamo ai loro pullman dietro, visto che è il 50% che possono salire su un pullman da 50 a 25 da una parte e 25 dall'altra. Per i bus operator questa occasione è una fioca luce in fondo al tunnel della crisi, anche perché i ristori che il governo ha concesso fino ad oggi a questa categoria sono una mancetta. Da 3 a 7 mila euro noi facciamo un pieno nel pullman, e dunque vuol dire proprio la mancetta dei bambini della domenica. Insomma, la scuola e i trasporti ripartono da qui sperando che l'economia riaccenda i motori come questi pullman, perché l'occupazione quando viene distrutta si trasforma in costi sociali e l'Italia e il Veneto hanno bisogno di politiche produttive, non di politiche assistenziali.